Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati nell'edizione straordinaria di Antenna 3. Partiamo puntuali alle 17:30, una giornata particolare quella di oggi perché alle 18 ci saranno i funerali della giovane Vittoria De Paoli, la 14enne morta a Farra di Soligo in un incidente mentre era passeggera in uno scooter insieme ad un amico, anche lui minorenne. Una giornata difficile per la famiglia ma per tutta la comunità di Maser. I funerali appunto saranno celebrati alle 18 presso gli impianti sportivi di Crespignaga. Per noi sul posto c'è la nostra Monica Smiderle, quindi a breve daremo a lei la linea per un primo racconto di com'è la situazione, di quello che è stato preparato. Ci sono funzionari di polizia, c'è protezione civile, volontari delle parrocchie per accogliere tantissima gente che verrà per dare l'ultimo saluto a Vittoria, una morte che ha davvero scosso un'intera comunità, ma non soltanto. C'è un ragazzo in questo momento, il suo amico, che sta lottando tra la vita e la morte, è ricoverato in ospedale a Treviso, quindi facciamo ovviamente tutto il tifo per lui e ci stringiamo attorno alla famiglia di Vittoria, tra pochissimo in collegamento con la nostra Monica Smiderle. Poi oggi è la giornata del turismo con il patto dell'Alto Adriatico, i 3 governatori che si uniscono e si ritrovano per riuscire a fare massa critica e dopo lo spot shock della Locride contro il Nord risponde facendo appunto massa critica e creando uno spot condiviso per tutto l'Alto Adriatico per attrarre più turisti possibile. Lo spot è ovviamente destinato non soltanto ai turisti italiani ma soprattutto ai turisti internazionali. E poi anche la giornata dell'incontro per le scuole. Gli assessori regionali all'istruzione insieme al presidente ANCI Veneto hanno fatto un incontro con una delegazione dei presidi per provare a stendere delle linee guida che dovranno far ripartire la scuola al 14 di settembre. Linee guida che appunto devono essere condivise dalle regioni e poi portate al Comitato Tecnico Scientifico e di fatto al governo. Il governo che dovrà decidere che cosa fare, ma intanto ANCI e regioni stanno provando a trovare dei primi accordi per presentare delle direttive sostanzialmente per poter far tornare in classe tutti gli studenti al 14 di settembre. Io ringrazio il nostro primo ospite della giornata di questo collegamento, lui è Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zelino Daunara. Grazie per essersi collegato con noi, perché con Patrizio Miatello vogliamo parlarvi anche di ricorsi, di indennizi e soprattutto delle banche venete. Buon pomeriggio Patrizio. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senta, pochi giorni fa si è chiuso il termine ultimo, termine che era stato prorogato per presentare domanda di indennizi. Risparmiatori truffati, la maxi inchiesta delle banche potranno essere risarciti. Che speranza c'è per chi ha investito, ha creduto nelle banche venete di poter riappropriarsi dei propri soldi? Ma diciamo che come diceva lei, il 18 giugno si è chiuso il termine per presentare la domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori. La speranza per i risparmiatori vittime in sostanza di un sistema bancario che non funzionava, non ha funzionato e purtroppo non funziona. Diciamo che con questo fondo, che è diciamo il primo strumento a livello mondiale che va a indennizzare dei risparmiatori che avevano accantonato il loro risparmio in banche del territorio, banche cooperative, che poi con tutta una serie di algoritmi finanziari, politici, di informazione sono state trasformate in banche SPA e a loro volta questi risparmiatori che erano soci di banche cooperative sono stati trasformati in azionisti loro malgrado. Purtroppo gli azionisti in tutto il mondo non possono essere indennizzati o ristorati perché diciamo che l'opinione pubblica dice sono
investitori e quindi hanno questa etichetta di speculatori. Con questo fondo siamo riusciti, partendo dal 2017, a trovare le risorse che non sono pubbliche, lo sottolineo, perché questo fondo ha un duplice effetto sociale, che è quello di avere svegliato i conti dormienti, che conti dormienti erano stati sottratti ai risparmiatori per un disfunzionamento del sistema bancario, perché in sostanza il sistema bancario o il sistema assicurativo fino ad agosto 2018 non avvisava gli eredi dei risparmiatori, o meglio, li avvisava male. Quindi molte persone che lasciavano, diciamo, questo mondo, lasciavano anche i soldi nei conti dormienti e nelle polizze vita dormienti. Dal 2018 al 31/12/2019, grazie a questo fondo che ha costretto, ha proposto alla politica di svegliare questo sistema bancario che aveva questo grosso problema, il sistema bancario assicurativo ha restituito a più di 200.000 persone 3,5 miliardi di risparmi che erano stati dimenticati e che purtroppo sarebbero rimasti là. Senta, noi abbiamo seguito, Patrizio, passo dopo passo la battaglia che l'associazione come la sua insieme ad altre hanno fatto per risvegliare questi conti dormienti, perché voi da anni chiedete che questi conti vengano appunto resi pubblici, questi soldi vengano redistribuiti alla cittadinanza. È stata una battaglia molto tosta. No, è stata una battaglia forte, è stata una battaglia che grazie a voi, perché Media Nord-Est, Antena 3 e Rete Veneta sono state fondamentali in questa battaglia, perché se non ci foste stati voi forse sarebbe andato tutto sul dimenticatoio. Ricordo Banca Popolare di Verona, cioè tutte le banche popolari che se ne sono andate, ma con il triplo dei soci delle due ex Venete, Popolare Vicenza e Veneto Banca. Non si è saputo niente, la gente è stata praticamente trucidata dai loro risparmi e hanno, sono stati dimenticati. Questa battaglia, grazie a voi, grazie anche a tanti politici, grazie a tutte le associazioni, tutte le persone che ci hanno messo del loro, siamo riusciti ad arrivare a questo punto con tutte le problematiche, con il momento del Covid, perché attenzione, dobbiamo renderci conto che in questo momento 1,5 miliardi che è stato stanziato per il fondo, in questo momento drammatico, c'era il rischio che potesse andare a curare altre emergenze. Fortunatamente il governo e tutta la politica, sanno benissimo che le vittime del risparmio tradito erano già stremate prima e in questo momento drammatico loro soffrono molto di più di altri cittadini e pertanto fortunatamente è stato inserito nel Cura Italia il fondo, quindi essendo inserito nell'emergenza Covid è stato salvato il fondo, perché fin tanto che non arrivano i soldi logicamente tutti hanno dei dubbi. Ricordo però che al di là di chi tifa o dice ma non arriva niente, non è vero, perché questo possiamo rassicurare i risparmiatori. Sì, perché questo fondo ha già pagato da novembre 2018 a gennaio 2019, ha già pagato 856 risparmiatori. Poi diciamo che la politica, con l'intento di fare meglio, purtroppo diciamo che si è perso tanto tempo e questo qua
e il tempo, Che cosa ha fatto perdere tempo secondo lei, Patrizio? Che cosa? Visto che insomma il senso comune vuole che l'indennizzo ai risparmiatori truffati fosse di fatto una pratica ragionevole. Ma ha fatto perdere tempo la volontà di semplificare, pensando di semplificare. In realtà non si può semplificare, perché comunque i conti dormienti, anche se sono soldi che non sono dei contribuenti, sono soldi pubblici. Quindi Certo. è normale che lo Stato, quando dà dei soldi, deve fare dei controlli, ma questi controlli, i veri risparmiatori vittime non hanno nessun problema di essere sottoposti a controlli. È vero che tanti dicono: ma io ho portato i soldi in banca, perché devo farmi controllare? Però signori, non è così. In Italia noi abbiamo dei grossi problemi, abbiamo perso tempo a livello politico, ne è stato buttato via in tutti i settori, dalla giustizia, dalla sanità, e il Covid, ce ne rendiamo conto tutti, purtroppo ha portato a galla tutto quello che era stato nascosto sotto il tappeto. Quindi io personalmente ritengo che in questi momenti bisogna reagire. Bene che da parte dei governatori ci sia la volontà di unione per reagire, per attirare diciamo turismo. Io consiglio di mirare sul turismo nostrano, nazionale, veneto, ma di tutte le regioni, perché ricordiamo l'Italia è formato da popoli italici e noi dobbiamo iniziare ad amarci come fratelli. Posso chiederle una cosa, Patrizio? Lei che è stato un attento osservatore negli ultimi anni delle crisi, della catastrofe causata dalle banche popolari e di fatto insomma, di quello che è accaduto ai risparmiatori, che cosa è cambiato secondo lei nel rapporto tra un contribuente e la sua banca? Cioè è nata una forma di diffidenza, si investe meno, come si investe adesso? Cioè quello che è accaduto, che cosa ci ha insegnato? Ma io purtroppo dico che quello che è successo ha insegnato, diciamo, poco. Il sistema bancario deve ancora capire, diciamo, gran parte del sistema bancario non ha capito che quello che è stato perso è un patrimonio che colpirà le banche. Quindi le banche, nonostante quello che è successo, sono sempre state distaccate. Lo vedo anche adesso, perché questo parlo a livello politico, si stanno dando da fare, mettono i 25.000 euro per il fondo perduto, le banche inseriscono tutta una serie di problematiche, magari anche a ragione. Però io dico, in questo momento, con quello che è successo, la banca deve essere il raccoglitore del risparmio e lo deve tutelare. Non è così. Il sistema bancario, l'associazione banchi, l'ABI, è praticamente un'associazione fantasma. E questo lo ha dimostrato perché ha risposte non a Patrizio Miatello o a giornalisti, alla commissione banche che è stata istituita. Non hanno risposto in 150 banche, hanno risposto in 8 alle richieste fatte dalla commissione, cioè del tipo: ce ne freghiamo della politica. In questo momento la banca non può fare questi scherzi, o se lo fa dobbiamo tutti renderci conto che c'è qualcosa da cambiare e la dobbiamo cambiare in fretta, e questo lo deve fare la politica. Quindi io purtroppo il messaggio, lei mi ha fatto una domanda: cosa è cambiato? Non ci ha insegnato niente ed è quello il problema. Io quando ho parlato con tutti i senatori, politici, ministri, ho sempre pregato: fate in maniera che cambino le cose. Banca d'Italia ancora ora è assente.
Non può un governatore della Banca d'Italia, Visco, dire 3 mesi fa, 2 mesi fa, ma avremo un calo del 10-12% del PIL. Ma come fa diciamo un rappresentante del più grande istituto di controllo che è Banca d'Italia, dopo che il sistema nazionale è stato bloccato per 3 mesi, 4, dire una cavolata del genere? Cioè, ci rendiamo conto che detta da uno del bar può essere lasciata là, ma detta dal governatore della Banca d'Italia la gente è tranquilla, invece la gente deve darsi da fare, i politici tutti. Patrizio, siamo in chiusura. L'ultimo messaggio telegrafico, le chiedo gentilmente, ancora un minuto, dobbiamo dare la linea a Monica Smiderle a Masera. Non dobbiamo, allora, tutto dipende sempre da noi. Noi se abbiamo un obiettivo onesto e serio, possiamo cambiare le cose. Le cose sono cambiate. Non sono cambiate come volevamo, però sono cambiate e stanno cambiando. In questo momento dobbiamo accelerare tutti assieme e tirare le giacchette ai politici che devono darci risposte immediate e concrete. Per i risparmiatori state tranquilli, nel giro di 2-3 mesi arriverà l'inizio degli indennizzi e per chi ha fatto la domanda, secondo me ci saranno delle ottime sorprese che andranno oltre il 30%. Grazie Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zelino da Onara, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. Buonasera. Vediamo se riusciamo subito a collegarci con Monica Smiderle che si trova a Crespignaga, siamo a Masera, eccola qui Monica. Eccoci, buonasera Monica, a te la linea, sì. Com'è la situazione? Buonasera a te Anna. Buonasera a te Anna e buonasera a tutti i nostri telespettatori. C'è grande commozione qui al campo sportivo di Crespignaga, siamo appunto in una frazione di Masera. Alle 18 inizierà il rito religioso per l'ultimo saluto a Vittoria De Paoli, la 14enne che è morta nel terribile incidente stradale accaduto sabato sera a Farra di Soligo. Siamo al campo sportivo, vi dicevo, di Crespignaga perché la chiesa parrocchiale non avrebbe contenuto di certo tutte le persone che saranno presenti al funerale di Vittoria, con le norme restrittive per il contenimento della diffusione del coronavirus. La chiesa parrocchiale avrebbe avuto la possibilità di ospitare 70 persone. Qui invece al campo sportivo l'amministrazione comunale con la protezione civile ha predisposto per 500 persone almeno le sedie che sono state disposte naturalmente nel rispetto delle norme di contenimento del Covid. Sono 500, ma il sindaco mi diceva che sono attese molte più persone, quindi probabilmente saranno disposte direttamente sul tappeto verde del campo sportivo di Crespignaga. C'è grande commozione, Anna. Io ho visto arrivare ragazzine, sicuramente amiche della bellissima Vittoria, con le lacrime agli occhi, la rosa in mano. Ci sono tantissimi fiori bianchi, i girasoli per dare l'ultimo saluto a questa sfortunata ragazza, una ragazza insomma che era andata ad una festa accompagnata dalla mamma e che poi ha deciso di fare questo maledetto giro sulla Vespa assieme all'amico, quindi lo schianto contro quel palo della luce e Vittoria che perde la vita. Ricordiamo che c'è stato un gesto, insomma un dono importante, che i genitori hanno dato l'autorizzazione per la donazione delle cornee della ragazza e dei tessuti, quindi quest'ultimo gesto di generosità di questa ragazza che era una studente modello, una ragazzina molto amata, molto vivace anche dal punto di vista proprio scolastico, con tantissimi interessi. Ricordiamo che ha anche recitato in una fiction Rai, che amava la recitazione ma amava anche il canto, faceva corsi di recitazione, corsi di canto. A scuola era una ragazza molto brava, quest'anno aveva frequentato la prima classe al liceo classico
Levi di Montebelluna, una ragazza, come vi dicevo, anche molto amata, molto bella. Ho visto davvero grande commozione. I ragazzi sono insomma in fila fuori dal campo sportivo, stanno igienizzando le mani, insomma vengono un attimino anche indirizzati dalla protezione civile a prendere posto qui sul campo sportivo in attesa dell'arrivo del feretro. Sarà una cerimonia sicuramente molto toccante, è previsto naturalmente l'arrivo dell'intera famiglia di Vittoria, quindi della mamma, del papà e delle due sorelle Carolina e Rebecca, sono sorelle gemelle maggiori di Vittoria. È previsto anche un loro intervento, un loro messaggio alla sorella nel corso della cerimonia. La cerimonia sarà officiata da Don Carlo Velludo, che è il nuovo parroco di Crespignaga, ma sarà presente anche Don Fabio Bertuola, che è il padre spirituale, se così vogliamo definirlo, di Vittoria De Paoli, che si è avvicinata alla religione non molti anni fa, e naturalmente anche Don Fabio Bertuola ha voluto essere presente alla cerimonia, probabilmente terrà lui l'omelia. Altro particolare, è previsto l'arrivo anche dei genitori del ragazzo che guidava la Vespa maledetta dell'incidente di sabato sera. Considerate che i 4 genitori, quindi i genitori di Vittoria e i genitori del ragazzo, che ricordiamo è ancora in gravi condizioni, non si sono mai visti dalla sera dell'incidente, da sabato sera, quindi sarà un momento anche toccante da questo punto di vista. È presente naturalmente anche il sindaco di Maser, Claudia Benedos, che si è data molto da fare in questi giorni per organizzare questa cerimonia religiosa, naturalmente con l'accordo e il supporto da parte della famiglia, che ha voluto appunto che Vittoria venisse salutata nell'abbraccio di tutti gli amici, nell'abbraccio della comunità di Crespignaga, dove Vittoria è nata e dove ha vissuto fino a 14 anni, fino a sabato sera. Questo è dunque quello che vi posso raccontare per il momento di questo rito religioso, che inizierà ormai tra pochissimi minuti. Monica, ti ringraziamo. Allora io direi richiedici la linea quando ci sarà l'arrivo del feretro, allora così potremo insomma essere presenti anche noi e far vivere questo momento. Anche un ultimo saluto con una preghiera anche ai telespettatori che ci stanno seguendo. Grazie Monica, ci sentiamo tra pochissimo. Certo. Allora, noi andiamo avanti intanto in questi pochi minuti, siamo in attesa che si colleghi Silvio Scolaro, presidente degli albergatori di Bibbione, perché insomma si stanno verificando dei grossi problemi con il bonus vacanze. La stagione estiva è partita male, questo lo ha raccontato Federalberghi con un'ultima notizia che appunto racconta di un giugno iniziato molto male, anche per le condizioni atmosferiche peraltro, ma la ripresa, insomma, gli arrivi nelle spiagge sono stati sicuramente concentrati soltanto nei weekend e non durante i giorni della settimana, anche perché moltissimi non hanno più ferie, perché sono state consumate proprio nella fase di lockdown. Quindi siamo in attesa di potervi dare qualche chiarimento in più in merito a questo bonus vacanze con il collegamento di Silvio Scolaro. Vediamo se dalla regia riusciamo a comunicare con lui, altrimenti intanto io manderei in onda un altro servizio. Una cosa che vi posso dire legata al bonus vacanze è che l'ultima indagine che è uscita racconta che soltanto 4 alberghi su 100 lo accetterebbero. Eccolo qua, lo vedo collegato. Silvio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, salve, mi sentite? Sì, eccolo qua, sì, grazie. Perfetto. La sentiamo e chiediamo, sì, giriamo direttamente a lei la domanda, perché pare che il bonus vacanze non sia accettato da tutti gli alberghi, addirittura insomma le stime sono piuttosto infelici, 4 alberghi su 100. Che succede? Come mai? Diciamo che questa misura qui del bonus vacanze parte proprio da un'idea nostra degli albergatori tramite Federalberghi, che è stata suggerita a Roma. Agli organi competenti. La misura poi in sede di conversione di legge ha subito delle notevoli modifiche e sicuramente c'è un appesantimento burocratico che fa sì che sicuramente non è così semplice il suo utilizzo. Questo
ha spaventato sia per quello che riguarda il turista, il cliente, ma anche noi alberghi, sia per quello che riguarda l'acquisizione appunto di questo bonus, che poi anche il suo utilizzo, che appunto avviene tramite credito d'imposta, quindi sicuramente una cosa non così intuitiva come poteva essere all'inizio. È stato all'inizio è stato accettato con una certa diffidenza, bisogna dire, sia da parte dei clienti che degli alberghi, però in realtà le stime che abbiamo noi qua degli ultimi giorni, perché in realtà è andato in vigore oggi, fa sì che la maggioranza degli alberghi, almeno qui sulla costa, la costa veneta, lo accetta, quindi molti alberghi lo accettano. Oserei dire, secondo me, sopra l'80%, quindi la maggioranza degli alberghi accetta il bonus vacanze. Quindi qui in Veneto, attenzione, perché lo accettiamo, lei ci sta dicendo questo? Sì, noi sulla costa abbiamo avuto anche una riunione pochi giorni fa con i colleghi di Jesolo Caorle e qui a Bibbione, e quindi assolutamente l'intenzione è quello di accettarlo. I dati che abbiamo oggi, come primo giorno, ci sono già state 100.000 famiglie in Italia che hanno usufruito e hanno già in mano il bonus vacanze. Quindi noi vediamo in questo nuovo meccanismo sicuramente un'opportunità che sia per il cliente ma anche per noi alberghi può andare a dare un po' di turbo a questa stagione estiva, che è partita sicuramente non in linea con gli altri anni. Abbiamo dei turisti, ci sono degli ospiti nelle nostre spiagge, però serviva un'iniezione di fiducia e io spero che il bonus vacanze aiuti per i mesi di luglio, agosto e magari anche settembre ad avere appunto dei numeri più soddisfacenti in linea con gli anni passati. Facciamo un esempio, Silvio, gentilmente. Sì. Allora, siamo una famiglia di 4 persone, voglio alloggiare in uno dei vostri alberghi di Bibbione per una settimana, costo indicativo 700 euro, 800 euro. Sì. Voglio usufruire del bonus, cosa devo fare? Facciamo proprio allora, la prima cosa è chiamare l'albergo, al momento della prenotazione comunicare che si usufruirà del bonus vacanze. Perché si ha un ISEE inferiore ai 40.000 euro, chiariamo. Allora, le due condizioni fondamentali sono appunto che l'ISEE sia sotto i 40.000 euro e la vacanza deve essere trascorsa in strutture ricettive dal 1° luglio al 31 dicembre. Bene. Poi la struttura ricettiva prende la prenotazione. Al momento del check-out verrà riconosciuto uno sconto che nel caso di una coppia sono 300 euro, in caso di una persona singola 150 euro e più persone arriva fino a 500 euro. Però questo sconto in realtà è usufruibile per l'80%, quindi facciamo l'esempio della famiglia, avrà uno sconto sul conto, avevamo parlato di 700 euro, quindi uno sconto di 400, mentre altri 100 euro potrà usufruirli in sede di dichiarazione dei redditi, quindi potrà scaricare questi 100 euro. Senta, un'altra domanda, un'altra questione che ci hanno posto. Ho chiamato la struttura alberghiera, mi è stato detto che posso usufruire del bonus vacanze soltanto se spendo almeno 1.000 euro. Esiste questo limite? L'ha imposto qualcuno? No, allora, in questa famosa decreto legge 34 che regola il bonus vacanze, in realtà non sono messi dei termini, non è obbligatorio per la struttura accettarlo. E non ci sono assolutamente delle limitazioni da mettere, cioè ogni struttura ricettiva può decidere se accettarlo o non accettarlo e se accettarlo a certe condizioni. Mi viene da pensare, siamo in una stagione dove i weekend sono molto richiesti, una struttura ricettiva potrebbe chiedere il minimo delle 3 notti in modo da avere un vantaggio anche per la struttura ricettiva per appunto avere una vacanza che almeno sia di 3 notti. Questo, ecco, parlando con i colleghi, sono alcune delle condizioni che vengono chieste per accettare il bonus vacanze. Però diciamo c'è un certo grado di libertà per l'albergatore per accettarlo a determinate condizioni. Una sorta di patto di non belligeranza, diciamo, no? Tra chi offre un servizio e chi ne dovrebbe usufruire, proprio perché è stata una stagione difficilissima. Insomma, state partendo adesso, ha visto che oggi c'è stato il patto dell'Adriatico con i 3 governatori, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, con questo famoso spot in lingua tedesca addirittura, no? Perché mancano ancora i turisti tedeschi, vero? Purtroppo sì.
Duole constatare che abbiamo pochi turisti stranieri in questo momento alla nostra costa, però quei pochi che ci sono veramente molto molto contenti e ancora più soddisfatti degli anni passati, perché riescono a godere delle nostre località con meno gente, con distanziamenti maggiori, quindi questo si traduce spesso in vacanze più rilassanti. E questo anche al momento del check-out vediamo con queste famiglie di austriaci, tedeschi, che sono lo zoccolo duro della nostra costa adriatica, veramente anche loro non capiscono come mai ci sia questa diffidenza da parte dei paesi stranieri a venire nelle nostre coste. D'altronde ha visto lo spot della di Locride contro, ha visto lo spot contestatissimo della Locride contro il Nord, cosa ne pensa? Purtroppo lo reputo si gioca ad armi offensivo, basse forse, no? Lo reputo offensivo soprattutto per noi imprenditori che diamo anima e corpo per rendere le nostre località turistiche così accoglienti. Non possiamo accettare dei messaggi soprattutto da regioni che fanno parte dell'Italia, che quindi nel momento del bisogno dovremmo unirci, e invece questi, come dire, giochetti sicuramente non fanno il bene di nessuno, secondo me. Grazie Silvio Scolaro, Presidente degli Albergatori di Bibbione, grazie per essere stato con noi e aver chiarito una serie di punti sul bonus vacanza. Comunque insomma l'80% delle strutture che voi rappresentate... Questa è una stima che abbiamo fatto a larghe linee, all'inizio non era così sicuramente, però adesso c'è stata un'inversione di tendenza, forte anche del fatto che molte famiglie vogliono usufruirne. È un po' farraginoso perché ad esempio per la famiglia bisogna avere l'ISEE, bisogna avere l'identità digitale, quindi per chi non ce l'ha bisogna fare lo SPID alla posta. Diciamo c'è un po' di burocrazia da fare sia lato cliente e anche per noi strutture alberghiere, che poi dobbiamo riconoscere uno sconto che non potremo monetizzare subito, ma dovremo poi in sede di pagamento delle tasse dover dichiarare. Però sicuramente è un'opportunità che di questi tempi mi sento di dire non va assolutamente tralasciata. Usufruiamone. Va bene, grazie Silvio Scolaro, Presidente degli Albergatori di Bibbione, grazie anche di aver accettato l'invito un po' all'ultimo, ma volevamo fare chiarezza. Nessun problema. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, in attesa di vedere questo famoso spot in lingua tedesca, il grande patto dell'Alto Adriatico per difendersi, insomma anche una sorta di risposta in merito a questo famoso spot della Locride tanto contestato, che ha insomma in qualche modo offeso le regioni nel nord, parlando di inquinamento, parlando di mala gestione sanitaria. Venite qui da noi perché in Veneto, non in Veneto in realtà, nelle regioni del nord è accaduto questo. Allora andrei subito con le immagini perché dalla regia mi stanno dando il collegamento. Facciamo un attimo vedere le immagini, torniamo, eccole qua, torniamo a Crespignaga, siamo agli impianti sportivi, queste sono le persone che hanno già trovato posto, sono circa 490 posti, ieri ci aveva detto il sindaco di Maser, predisposti a sedere, poi ci sarà la possibilità appunto di seguire anche il funerale da fuori, vedete delle persone appoggiate alle transenne, ci sono volontari di protezione civile, ci sono i volontari delle parrocchie, polizia locale, quindi i vigili. La strada è stata chiusa, infatti la nostra troupe è arrivata ovviamente prima perché non è consentito il passaggio delle automobili, siamo in attesa che arrivi il feretro di Vittoria, eccolo qua. È qua? Arriva. Sì. Ecco, vedete l'auto con il feretro di Vittoria che sta per essere portato fino al palco per l'inizio della celebrazione religiosa. Cercheremo un po' di capire se chi sarà a portarlo, se dei ragazzi, amici di Vittoria oppure i familiari. Vi ricordo mamma Paola, papà Moreno, le figlie, le sorelle
Carolina e Rebecca, gemelle di 21 anni, che in questi giorni tremendi hanno dato una grande forza alla famiglia, così come ci ha raccontato lo zio Luca. La bara bianca sta guadagnando l'entrata, ecco, sta arrivando il feretro di Vittoria. Le persone si alzano in piedi ad accoglierlo, fiori bianchi adagiati sulla bara bianca della ragazza, 14 anni appena. Guardate la corona di fiori bianchi, la bara è stata adagiata proprio lì in mezzo alle persone. Dietro la bara c'è il cavallo che Vittoria montava. La ragazza amava andare a cavallo. Eccolo lì, vedete il cavallo, c'è un silenzio irreale davvero all'impianto sportivo. Pensate, ci sono già più di 500 persone, eppure il silenzio è davvero dilagante. Preghiamo umilmente, Signore Padre Santo, Dio potente ed eterno, per l'anima della tua serva Vittoria, che hai chiamata a te da questo mondo per condurla al luogo di beatitudine, di luce e di pace, possa attraversare senza timore le porte della morte e trovi riposo nelle dimore dei beati e nella luce santa che un tempo hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. La sua anima non subisca patimenti, ma quando giungerà il grande giorno della risurrezione e del giudizio, degnati, Signore, di risuscitare Vittoria insieme ai santi e agli eletti. Rimetti a lei ogni peccato e donale di conseguire con te la vita immortale e il regno eterno. Per Cristo nostro Signore. Andiamo a te, Signore della vita,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. È difficile oggi dire grazie, Signore Dio della vita, davanti al corpo morto di Vittoria. Il dolore che attraversa il cuore dei suoi genitori e delle sue sorelle ha ferito anche il nostro cuore. La nostra fede ci dice che la morte è una porta che apre alla vita risorta. La nostra incredulità la vede ancora una porta chiusa alla vita. Abbiamo bisogno di te, Dio Papà. Abbiamo bisogno che tu consoli il nostro cuore. Abbiamo bisogno che tu ti faccia vicino a noi per aiutarci a credere, per aiutarci a sperare, per aiutarci a vivere. Siamo certi che tu ci ascolti e che perdoni ogni nostro peccato. Dio, amante della vita, tu hai riempito la vita di tutti noi di tante belle capacità e doti. Ti chiediamo perdono per quelle volte che invece di trafficarle, mettendole al servizio di tutti, le abbiamo disprezzate e sprecate. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio, amante della vita, tu ci hai donato la gioia dell'amicizia. Ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che abbiamo banalizzato le relazioni tra noi, cercando l'evasione piuttosto che l'incontro. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Dio, amante della vita, tu ci chiami a riconoscerci fratelli che si prendono cura gli uni degli altri. Ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che, infrangendo le indicazioni che ci sono state date, mettiamo in pericolo la vita di chi ci sta accanto. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, che è Padre buono e misericordioso, perdona i nostri peccati e ci guida alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, tu vedi il dolore di questa tua famiglia per la morte della nostra sorella Vittoria, che in tempo così breve ha concluso la sua esistenza terrena. Noi la affidiamo a te, Padre buono, perché la sua giovinezza rifiorisca accanto a te nella tua casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. L'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui,
affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Parola di Dio. Ripetiamo, il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della Campi sportivi mia di Crespignaga, i funerali di Vittoria De Paoli, la 14enne che ha perso la vita sabato sera mentre si trovava nello scooter insieme ad un amico, la giovanissima che è volata in cielo. Questi sono i suoi funerali. Ci fermiamo per la pubblicità. Alle 18:30 torneremo anche noi con le nostre telecamere ai campi sportivi di Crespignaga. Tra poco.